Bentornati a Rompiballe, versione presentazione. Perché dico questo? Intanto bentornati, sono Gabriele. Oggi non c'è con me il mio partner in crime di solito del Rompiballe, Simone Spiga. Puntata speciale per presentare un evento speciale che fa parte di una rassegna altrettanto speciale. Di cosa sto parlando? Sto parlando dell'iniziativa qui a Cagliari di incontri e di raccolta di firme per il referendum contro l'invio di armi in Ucraina, promosso dai due comitati Fermare la Guerra e poi il comitato Ripudia la Guerra, comitati che stanno raccogliendo appunto le firme per promuovere un'iniziativa referendaria contro le leggi che permettono l'invio di armi in Ucraina. Condivisibile o no, comunque è un'iniziativa molto interessante da un punto di vista, diciamo, civile e culturale, quindi vale la pena comunque partecipare al dibattito. E partecipiamo anche alla rassegna di iniziative che sono legate a queste raccolte, che appunto per i firme contro la guerra, una serie di incontri culturali, tematici che si tengono al Jester Club di Cagliari e promossi da questi comitati e il cui animatore, che hanno come animatore, scusate tardi sto registrando, sono abbastanza approvato anche perché oggi ho lavorato appunto per cercare di presentarvi questo evento in radio. Animatore dei quali è il nostro amico giornalista Simone Spiga. Oggi presentiamo a Rompiballe uno di questi eventi, non sarà l'unico, però è il primo che riusciamo a registrare, vi presentiamo con molto piacere, evento che ha visto la partecipazione come protagonista della giornalista bravissima Sara Chessa, che ha portato durante l'incontro il suo libro, ha presentato il suo libro, un libro che si occupa di narrare la vicenda del giornalista Julian Assange, ingiustamente detenuto nel Regno Unito e in attesa di una potenziale e dannosissima estradizione negli Stati Uniti che potrebbe determinare per lui un vero e proprio disastro dal punto di vista dell'esistenza, della vita biologica e proprio dell'incolumità fisica, in quanto potrebbe essere sottoposto a un'ingiusta e vessatoria detenzione per reati che hanno semplicemente a che fare con la libertà di informazione. Quindi la libertà di informazione è a rischio di divenire reato ed è legato comunque a una vicenda molto drammatica, che è appunto quella di un uomo, un giornalista come lui, che ha semplicemente cercato di portare a galla il marcio del potere attraverso un'attività che per alcuni è molto scomoda, ma per molti di noi è semplicemente un ovvio esercizio, di libertà di pensiero. Scusate. Questo incontro si è tenuto appunto al Jester Club e ha visto la partecipazione della giornalista Sara Chessa, del sottoscritto e di Simone Spiga come moderatori. Abbiamo potuto registrare l'intero evento, quindi sentirete il dibattito e l'esposizione di Sara Chessa della vicenda di Assange e sentirete anche il dibattito col pubblico, quindi una cosa molto interessante, sicuramente arricchente, che vi presentiamo quindi in versione completa. Infatti adesso lascio la parola all'evento, al mio amico Simone Spiga, agli ospiti, agli intervenuti e al pubblico che ha partecipato all'evento facendo delle domande. Quindi lascio la parola a tutti e poi ci risentiamo dopo per i saluti e per le conclusioni. Buonasera a tutti, grazie per essere ancora una volta qui. Buonasera. Inizio con le presentazioni. A fianco a me Sara Chessa, autrice del libro Distruggere Assange. Un applauso solo mio. E a fianco Gabriele Carta, ideatore di radio, conduttore, ideatore di Radio Ascolto Live. Prima di tutto ringrazio chi ci ospita questa sera, che è il Jester Club. Col Jester noi stiamo di fatto ormai da 3 settimane, abbiamo creato una bella sinergia un po' legata al tema del referendum, e quindi si stanno raccogliendo le firme all'ingresso del club sui 3 quesiti referendari, e infatti l'iniziativa si chiama A per i firme contro la guerra, che è un po' un tentativo di raccontare dei punti di vista diversi rispetto a quello che sta avvenendo. Ringraziamo anche il comitato Ripudia la Guerra e il comitato Fermare la Guerra, che stanno raccogliendo le firme a livello nazionale, e l'obiettivo, ricordiamo, entro il 22 di luglio è di raccogliere 500.000 firme, che non è semplicissimo. Lo dico perché
15 giorni fa erano 250.000 firme raccolte, poi ovviamente l'elenco di chi ha firmato online non c'è, mancano tutta una serie di dati, però ovviamente è complicato. Però oggi siamo qui invece per parlare di un altro tema, sempre legato ovviamente ai temi di attualità, che è quello della libertà di informazione, che è un tema talmente delicato e talmente importante in un contesto come questo, e con Sara avremo modo di presentare il libro e di parlare insieme della figura di Julian Assange. Julian Assange che ha una sola colpa, quella di essere un giornalista che nell'Occidente democratico, evoluto, possiamo dirne di tutti i colori, racconta delle verità scomode che automaticamente diventano un problema, e quindi 110 anni di carcere sono pochi, ne meriterebbe anche 120 per questo Occidente. E quindi io la prima domanda che rivolgo a Sara, e così apriamo subito il dibattito e il confronto e la presentazione, è: Sara, perché una ragazza, una giornalista prima di tutto, che vive a Londra e che si potrebbe occupare di tante altre cose, decide di concentrare il suo impegno sulla figura di Julian Assange e decide di scrivere un libro così importante come questo? Anzitutto voglio ringraziare Report Sardegna 24 e Jester Club e Radio Ascolto Live, scusate, per aver organizzato questa serata. Tu mi chiedi perché? Anzitutto il mio interesse è verso il sistema dei diritti umani come conquista più preziosa, che siamo riusciti faticosamente a fare nel corso della storia umana. Per cui ho scelto fin dall'inizio che una volta spostata la mia vita a Londra avrei voluto concentrarmi su questo tema, e in particolare sulla libertà di stampa, anzi un concetto più ampio, sulla libertà di informazione, perché le ritengo fondamentali per la crescita dell'essere umano. Cioè l'essere umano senza conoscenza e senza ricerca della verità non è niente. La ricerca della verità in realtà secondo me è il primo e fondamentale istinto che abbiamo. E può essere anche che venga anestetizzato, però al nostro interno c'è sempre, quindi la libertà di informazione si lega al diritto alla conoscenza, e il lavoro di chi fa realmente il giornalista è strettamente legato al diritto alla conoscenza. E tutto questo non può che essere connesso a un concetto di democrazia, perché in un sistema democratico che si rispetti è possibile per i cittadini svolgere il loro ruolo solo se hanno la possibilità di vedere un po' oltre le apparenze che cosa succede e capire se i governi stanno realmente agendo nell'interesse pubblico o se stanno andando a favorire questo interesse particolare, quest'altro interesse particolare. Però questo chi ce lo può dire? Io ho fatto una presentazione qualche giorno fa, qualche settimana fa, in cui un ragazzo mi ha detto: ma se ci possiamo fidare così poco delle istituzioni, e questo è evidente dalle cose che ci hai raccontato, non potrebbe esistere, era un ragazzo molto giovane, delle superiori, mi ha detto: non potrebbe esistere un organismo internazionale indipendente che controlla l'azione dei governi? E gli ho detto: guarda, ti do una notizia, questo organismo indipendente esiste, si chiama Stampa Libera, e quando funziona permette veramente alle persone di capire di più su quello che i governi fanno e anche di motivarli i governi, perché se un governo sa che ci sono dei giornalisti e degli operatori dell'informazione che si sentono liberi di indagare, allora è leggermente più motivato a mettere l'interesse pubblico come bussola, come orientamento della propria azione. Quindi per me era impossibile non occuparmi di questo tema, perché vedevo una connessione strettissima tra l'arresto di Assange, che ho vissuto lì direttamente, che era, io lo chiamerei un rapimento, perché per giorni non abbiamo saputo dove fosse. Poi io perlomeno sono rimasta
scioccata, nel senso che sapevo che il suo lavoro era stato importante, però non mi ero interessata come giornalista del caso, avevo presente i documenti di Wikileaks, sapevo che era solo grazie a quei documenti se noi abbiamo avuto una visione più oggettiva delle guerre in Afghanistan e in Iraq, perché di quelle invasioni noi pensavamo, o meglio, volevano che noi pensassimo sono delle guerre per l'esportazione della civiltà, sono delle guerre per l'esportazione dei valori occidentali. Intanto calma, perché dobbiamo un attimino riflettere su quali siano i valori occidentali, dato che continuamente li affermiamo e poi li calpestiamo. E poi, a parte questo, purtroppo si è scoperto attraverso i documenti di Wikileaks che queste guerre erano fatte di violazioni sistematiche dei diritti delle persone, e da lì non si scappa, perché non sono casi isolati. È possibile, leggendo quei documenti, capire quali personalità, anche quali figure erano all'origine di un sistema in cui era ammessa la tortura nelle carceri, erano ammessi i rapimenti extragiudiziali, cioè le incarcerazioni extragiudiziali, e questo coinvolgeva le popolazioni di questi due paesi. Quindi, quando è stato arrestato, io finalmente ho collegato e ho detto: ma stiamo scherzando, non interessarsi di questo caso è impossibile. E ho iniziato prima a proporre ai miei caporedattori di scriverne. Io sono una giornalista indipendente, che vuol dire freelance, vuol dire che collaboro con diverse testate. Quindi adesso per esempio collaboro con la rivista dell'Associazione Internazionale Avvocati o con Independent Australia. Per Independent Australia ho seguito il caso Assange perché loro hanno accettato di buon grado la mia proposta, e lì sono partita. Anche, e voglio sottolinearlo, incoraggiata dal mio sindacato dei giornalisti inglesi, perché la National Union of Journalists, che è il nostro sindacato, fin dall'inizio l'ha detto. Apro una parentesi, scusami Sara, ma è importante. C'è una differenza sostanziale tra il giornalismo in Italia e il giornalismo in Inghilterra. In Italia esiste un ordine che non è previsto in Inghilterra, e c'è anche un sindacato come in Inghilterra. I due organi che esistono in Italia, l'ordine dei giornalisti e il sindacato, sono sostanzialmente appiattiti al potere, cioè chiunque ci sia al comando, il giornalismo si appiattisce in maniera vergognosa al capo di turno. Di conseguenza le anime critiche che lavorano nel giornalismo hanno molta più difficoltà rispetto a altri posti dove non esiste un ordine. Ricordiamo, l'ordine dei giornalisti, gli ordini professionali nascono nel ventennio fascista, quando forse aveva un senso il corporativismo, ma che di fatto nel 2023 non hanno alcun senso. E spero, anzi lo dico da tempo, io ricordo c'era un partito che diceva aboliamo l'ordine dei giornalisti, mi ricordo Roberto Cotto, un partito che lo dice Giulietto Chiesa oggi, ma l'ha detto anche il Movimento 5 Stelle a inizio del suo periodo d'oro. Poi non si è fatto, è rimasto lì e siamo ancora lì. Scusa, ma era opportuno aprire questa parentesi. No, capisco. Io non ho esperienza diretta dell'ordine dei giornalisti italiano perché lavoro in Inghilterra. Certo è che ci vorrebbe più forza nello spingere per determinate tematiche che costringono il lavoro dei giornalisti. Io ho visto il rapporto di Reporter Senza Frontiere, che è una organizzazione senza scopo di lucro che stila ogni anno una classifica della libertà di stampa, e che io considero, in tanti consideriamo assolutamente attendibile. E nel caso dell'Italia veniva citata la legge sulla diffamazione, perché ingabbia veramente il lavoro giornalistico, cioè c'è differenza tra l'infangare una persona e tenendo presenti i valori che un giornalista, i punti di riferimento etici che un giornalista dovrebbe seguire, parlare dei fatti. Purtroppo quella legge spesso impedisce di parlare dei fatti, ed è necessario spingere perché ci sia una modifica. E poi, sempre nella situazione italiana, ricordo che veniva indicato tra i problemi da Reporter Senza Frontiere che molti giornalisti si sentono obbligati a autocensurarsi per adeguarsi alla linea dei giornali in cui lavorano. Questo è un problema su cui bisognerebbe riflettere. Io non ho soluzioni facili,
però bisogna tenere presente che questo si verifica e occorrerebbe aprire una discussione su questo, come pure sul fatto che, ma questo riguarda tutti i paesi, tutte le volte che una pubblicazione dipende troppo dalla pubblicità o dai contributi pubblici, purtroppo l'autonomia dei giornalisti ne risente, è un fatto. Non mi hai fatto un'altra domanda? No, non ti ho fatto, sì, infatti. La domanda era, insomma, la domanda te l'ho fatta, però poi tutto questo periodo tu diciamo che ti sei occupata di Assange, sì. Hai avuto anche la fortuna di conoscere il padre di Julian Assange, sì. E da lì si è creata una collaborazione importante a livello mondiale. Tra le altre cose, questo è importante dirlo, Sara sta girando il mondo insieme al papà di Julian Assange, hanno fatto incontri, riunioni, assemblee in molte parti del mondo, perché, e questa è la domanda che ti faccio adesso, perché quanto è importante la sensibilizzazione in giro per il mondo sul caso di Julian Assange, e soprattutto quanti casi di Julian Assange ci sono che non conosciamo? Sì, ce ne sono tanti, ci sono anche molti giornalisti in Europa in carcere, anzi è impressionante il numero. Potete controllarlo visitando per esempio il sito della Federazione Internazionale dei Giornalisti, dove questo è seguito. Di solito le accuse di spionaggio, di terrorismo sono quelle che più frequentemente vengono utilizzate per zittire le voci libere dappertutto. Io col padre di Assange sono stata in Consiglio d'Europa, sono stata al Parlamento italiano e poi in Inghilterra. Lui prosegue il suo viaggio con una forza incredibile, è stato negli Stati Uniti, ha fatto campagna in tutta l'Australia e Simone mi chiede quanto è importante questa sensibilizzazione. Beh, direi che non possiamo proprio farne senza, perché io ho vissuto un momento in cui di questo caso non parlava nessuno, se non pochissime figure, come cito Jeremy Corbyn in Inghilterra e pochi altri. Nel 2019, quando c'è stato l'arresto, era veramente terribile vedere quanta paura c'era. Io ho avuto delle persone che mi dicevano non coinvolgermi in discussioni su Assange. Una persona che mi aveva detto di essere una giornalista un giorno negò di esserlo pur di non essere coinvolta nella cosa. Io rimasi. In ogni caso ho visto le cose cambiare dal 2019 a oggi, perché c'era tutto l'effetto potentissimo di una campagna diffamatoria ancora in quel periodo, che è stata organizzatissima e feroce. Cioè, a cominciare, in realtà le cose erano cominciate tra il 2010 e il 2012 con le accuse ricevute in Svezia di violenza sessuale. Allora, quelle accuse, io vi consiglio qui di leggere anche il libro del relatore ONU sulla tortura Nils Melzer, ormai ex relatore, perché lui nel suo libro Il processo a Julian Assange, il processo attraverso cui quelle accuse furono costruite, l'ha proprio analizzato nei dettagli. Sarà che lui è svedese, quindi ha potuto andare a doppia nazionalità, svizzera e svedese, e quindi ha potuto analizzare tutti i documenti e rendersi conto che le due donne che denunciarono Assange si erano recate alla polizia, non voglio approfondire qui, ma si erano recate alla polizia per un motivo diverso dal presentare una denuncia per stupro. Questo, siccome ha fatto lui un lavoro encomiabile, io non voglio entrare nei dettagli, voglio solo sottolineare che una figura così autorevole, uno dei massimi esperti al mondo di tortura e trattamenti inumani, un professore di legge, di diritto internazionale, è andato lì in Svezia e ha ricostruito come questo fosse avvenuto. Da lì, da quelle accuse che non sono mai andate oltre il livello di indagini preliminari, ma la stampa direi scandalistica svedese le presentava come accuse di stupro,
E anche in Inghilterra, io ricordo una delle prime azioni del gruppo di attivisti che io ho raggiunto, cercandolo anche faticosamente perché non c'erano tracce all'inizio in internet, e poi per un episodio fortuito che ho raccontato nel mio libro l'ho trovato. Comunque una delle prime azioni di questi attivisti fu quella di scrivere alle redazioni sistematicamente ogni volta che scrivevano delle inesattezze sul caso. E hanno fatto un grande lavoro, un lavoro di analisti dei media e un lavoro di protesta pacifica, perché alle redazioni, ve lo posso assicurare, scoccia tantissimo quando devi andare a rivedere un lavoro, ammettere le tue responsabilità, pubblicare qualcosa, pubblicare una smentita, eccetera. E questo per raccontarvi un po' il clima di allora. Dopodiché, per tornare alla tua domanda sull'importanza della sensibilizzazione, sono testimone proprio del fatto che si sono aggiunti via via dei segmenti di società civile. Ci sono state anche delle figure politiche che se ne sono occupate e di loro ho anche raccontato. 2 sono sarde, Pino Cabras e Gianni Marilotti. Entrambi in modi differenti hanno agito per cercare di portare l'attenzione su Assange, e in Germania ci sono state altre figure come Andrei Hunko. Insomma, grazie a questo sforzo congiunto si è riusciti a superare quella campagna diffamatoria che era studiata per farci percepire Assange come un mostro. Ma perché? Posso spiegare perché? Certo, te l'avrei chiesto. Perché il sistema Wikileaks che lui ha creato, no? Rifletteva il motto del movimento cypherpunk, che era trasparenza per i potenti, privacy per i deboli. Se voi vi immaginate un sistema del genere, no? Cioè se ci immaginiamo veramente una realtà dove il sistema Wikileaks diventa un modello universalmente adottato, e quindi le fonti hanno la possibilità di mantenere il loro anonimato mentre condividono le informazioni, per esempio, no? Cosa fondamentale, perché una fonte giornalistica nel condividere dei documenti di interesse pubblico può anche rischiare la vita, e invece il sistema di crittografia utilizzato da Wikileaks permetteva a questi whistleblower, a queste fonti, di condividere dei documenti che interessavano a tutti, ma di farlo stando tranquilli, nel senso che non andavano a rischiare la propria vita, e neanche Wikileaks avrebbe saputo il loro nome. Avrebbe poi certo verificato l'autenticità dei documenti e, mantenendo fedeltà ai principi che dovrebbero ispirare il giornalismo, poi dopo averli verificati Wikileaks condivideva questi documenti sul proprio sito o collaborava con altre testate perché avessero più risonanza. Ora immaginatevi un sistema del genere ma che sia sviluppato e diffuso. È chiaro che tutti quegli interessi particolari, e sono tanti, che spingono per questa guerra, per quell'altra guerra, per una serie di imprese poco nobili, che cercano di spingere i governi in direzione di interessi di pochi e non dell'interesse pubblico. Ovviamente sarebbero non avrebbero più possibilità di esistere. È per questo che c'è questa guerra feroce contro Wikileaks e contro Julian Assange, che era l'editore e il fondatore. Si sono proprio scatenati con tutte le loro forze, e qualcuno mi diceva ma è strano che Trump non lo abbia difeso. Non solo non lo ha difeso, è stato lui a inviare la richiesta di estradizione con la sua amministrazione, e poi l'amministrazione Biden ha proseguito il lavoro. Quindi io, e questo lo sottolineo sempre, penso che dobbiamo proprio disilluderci su queste due forze. Non è questione di repubblicani e democratici, è questione che all'interno di questi due partiti ci sono delle forze che spingono in una direzione che è, come posso definirla, contraria all'interesse dell'essere umano. Io li chiamo la fogna del mondo, cioè per me gli Stati Uniti d'America sono la fogna del mondo.
Allora, il fatto è che noi abbiamo il dovere di ricordare che hanno anche una Costituzione estremamente valida. È chiaro che ti vengono dei termini simili quando guardi a queste forze che agiscono dietro i due partiti principali e dietro molti governi degli Stati Uniti. Però io ho riportato nel mio libro una lettera di Julian Assange, la prima lettera che scrisse a un attivista da quando era stato appena arrestato, e non vi posso dire che emozione, è arrivata un mese dopo l'arresto e lui nella lettera, oltre a dire che da quel momento lui non avrebbe avuto più possibilità di lottare per la sua libertà e chiedeva alla società civile di farlo, ma parlava degli Stati Uniti e ne parlava, cioè, usava questa frase, diceva il governo degli Stati Uniti, parlando di chi lo perseguitava, e poi si correggeva e diceva o meglio, quei deplorevoli elementi che al suo interno sono contrari alla giustizia, alla ricerca della verità, alla trasparenza, insomma non è che Assange sia un nemico degli Stati Uniti, è un nemico di quelle forze nascoste di cui parlava Simone, che Simone ha definito con un termine molto espressivo, diciamo così. Sì. Assange in realtà è più amico degli Stati Uniti degli stessi filoamericani, perché quello che ha fatto è rivelare che cosa succedeva veramente in quelle guerre. Come Paul Rogers, professore di studi per la pace, uno dei testimoni del processo in primo grado, ha detto davanti alla giudice: Assange ha una visione politica distaccata dai partiti, basata sui diritti umani, sulla trasparenza per tutti, stati, ONG, tutti, e nella sua visione perché ha pubblicato quelle informazioni? Secondo Paul Rogers le ha pubblicate perché veramente sperava che gli Stati Uniti modificassero la loro politica. Quindi attenzione, perché gli amici degli Stati Uniti non sono i lecchini che vediamo in giro, e perdonatemi il termine colorito, non sono quelli che dicono sono i nostri alleati, dobbiamo fare tutto quello che dicono. No. Per me Julian Assange è più alleato degli Stati Uniti, quelli veri, che di tanti filoamericani che vediamo autodefiniti filoamericani, ma che non sono capaci di comportarsi da alleati. Un alleato non è un servo, un alleato lo dice quando c'è un errore: scusate, state calpestando la vostra Costituzione, va detto. Un alleato che si rispetti lo dice. Se non sei capace di dirlo da governo occidentale, alleato, vuol dire che alleato non sei, che è un'altra dinamica, la dinamica del servizio, diversa da quella dell'alleanza. Senza dubbio. Allora, adesso prendo un po' la parola così facciamo una domanda a Sara. No, non staccarlo, lascialo lì vicino. Comunque non importa, arriverà comunque sia il messaggio a destinazione. Allora Sara, ti sei fatta testimone come giornalista, diciamo così, immigrante transfuga di un sistema che non riconosceva il tuo talento da un paese all'altro, e quindi hai cambiato anche la tua prospettiva delle cose rispetto al mestiere del giornalista, e sicuramente hai osservato e visto cosa accade in un paese come l'Italia, dove l'informazione in qualche modo, anzi senza in qualche modo, è vincolata, costretta a una situazione che in altri paesi non si verifica. Ora, hai sicuramente quindi consapevolizzato quello che deve essere il mestiere di un buon giornalista e quello che non deve essere, specialmente in questo periodo. Il punto di svolta, secondo me, non solo secondo me, secondo molti di noi, è stato quello del 2019-2020, quando veramente questa cappa di, diciamo così, di militarismo dell'informazione è diventata reale, opprimente. Quindi adesso tu hai capito, adesso ti sei fatta, diciamo così, consapevole testimone, anche profetessa di un giornalismo libero che dovrebbe essere molto più diffuso di quanto in realtà non sia, specialmente in questo paese disgraziato. Cosa deve cambiare intanto nel giornalismo in questo nostro sfigatissimo paese per poter finalmente arrivare a qualcosa, e cosa in realtà secondo te sta avvenendo a livello di strategie per fare in modo che il potere vincoli il pensiero e la comunicazione di esso? È difficile dare delle soluzioni facili, è veramente difficile. Io non mi voglio arrogare il diritto di farlo, però
Prima citavo un'organizzazione che ha analizzato bene, che analizza sempre la situazione della libertà di informazione nei vari paesi, Reporter Senza Frontiere. Oltre a dire le due cose che ho citato prima, cioè parlare dell'importanza di modificare la legge sulla diffamazione e del fatto che esistono degli ostacoli a livello parlamentare, questo è stato proprio scritto, no? Che non si riesce a creare un'alleanza per apportare delle modifiche. Però se noi pensiamo che i politici non stiano facendo abbastanza per far sì che il giornalismo sia quello che deve essere, e per definizione o è un po' scomodo oppure si limita a fare marketing, cioè quello che dovremmo fare quando pensiamo che i politici non stiano facendo abbastanza è muoverci anche noi. Cioè gli australiani, adesso vi faccio un esempio, gli australiani adesso hanno convinto il loro primo ministro Anthony Albanese a esprimere un sostegno esplicito verso Assange. E Anthony Albanese, primo ministro, ha con la sua diplomazia e anche direttamente affermato che le accuse ad Assange devono essere archiviate. Perché devono essere archiviate, aggiungo io? Perché creerebbero un precedente in virtù del quale il giornalismo investigativo non esisterebbe più. Perché se una grande potenza mi può estradare nel momento in cui pubblico dei materiali di interesse pubblico che ne imbarazzano il governo, a quel punto si genererà un'ondata fortissima di paura. Mi metto io per prima senza problemi, lo dico sempre, cioè ci penserei 2 volte sapendo che posso subire quello che Assange rischia di subire, e cioè una vita in carcere, ma una vita in un sistema carcerario che secondo le testimonianze ascoltate nel processo in primo grado è basato su trattamenti inumani. Quindi ma chi vuole passare la vita dentro un carcere senza incontrare mai più nessuno, senza vedere più la luce del sole, perché questo è il carcere duro che lo aspetta, è lo stesso carcere che non dovrebbe essere neanche per chi è considerato terrorista, perché una società evoluta non può fare questo in nessun caso, il carcere deve essere sempre rieducativo. Però non voglio allontanarmi troppo. Però ecco, ti faccio una domanda su questo. Sì, perché c'è un aspetto importante. Nel 2012 l'Ecuador lo fa, insomma, gli dà la possibilità di stare dentro l'ambasciata. Era dal 2012 fino al 2019, se non erro. Sì. Sta in una condizione di carcere, perché di fatto è un carcere. Almeno possiamo anche dire ci sono state 2 fasi, e vorrei su questo evidenziarlo con te. Cioè c'è stata una prima fase in cui c'era un governo dell'Ecuador, diciamo, che non era amico degli americani, e quindi anche Assange ha vissuto un po' meglio la condizione di presenza dentro l'ambasciata. E poi una seconda fase dove invece c'è stato un controllo molto maggiore, fino al giorno in cui c'è stato quello che tu hai definito il rapimento. Sì. Perché esatto. Quello è un vero e proprio rapimento. Ecco, ti chiedo questo aspetto, perché questo aspetto poi noi purtroppo l'abbiamo vissuto di striscio, a distanza. Queste 2 fasi le abbiamo poi conosciute dopo, dal 2019 in avanti, però quello che è successo dal 2012 al 2019 è fondamentale. E poi dopo ti faccio un'altra domanda, ma più nel merito di Wikileaks. Allora, sì, ottiene lo status di rifugiato nel 2012. E anzitutto una cosa che va chiarita è che non va a rifugiarsi in ambasciata per evitare le accuse di stupro di cui parlavo prima. Questo è stato detto da alcuni, ma non è vero, e posso spiegare perché. Il suo team di avvocati aveva chiesto alla Svezia, quando erano in corso quelle indagini preliminari e volevano trasferirlo in Svezia perché potesse essere interrogato. A parte il fatto che poteva essere interrogato benissimo nell'ambasciata, cioè a Londra, perché non si era ancora trasferito in ambasciata nel momento di cui sto parlando. Comunque, gli avvocati di Assange avevano chiesto alla Svezia di assicurare che Assange non sarebbe stato a sua volta, dopo essere stato estradato in Svezia, trasferito negli Stati Uniti. Siccome esiste un'alleanza
nota storica tra Svezia e Stati Uniti, esisteva questa possibilità e sarebbe stato poi estradato ulteriormente negli Stati Uniti se questa possibilità si fosse verificata, ma perché erano in corso indagini sul suo lavoro giornalistico, e questa è una differenza importante, perché la Svezia era una specie di specchietto per le allodole. Era verosimile che quell'indagine già in corso allora negli Stati Uniti potesse poi diventare un'ulteriore richiesta di estradizione e che la Svezia consentisse. Siccome la Svezia si è rifiutata di assicurare che non lo avrebbe a sua volta estradato negli Stati Uniti, ad Assange non è rimasta altra scelta. Si sapeva che tipo di carcere avrebbe fatto negli Stati Uniti se fosse stato perseguito una volta che avessero rese note le accuse, e si è dovuto rifugiare nell'ambasciata ecuadoriana. Lì, mentre stava in quel carcere, il gruppo di lavoro ONU sulla detenzione arbitraria ha fatto qualcosa di cui gli stati si sarebbero dovuti rendere conto. Ha detto che quella a cui Assange era sottoposto era detenzione arbitraria, anche perché non aveva avuto la possibilità di chiarire la propria posizione sulle accuse in Svezia, perché una volta rifugiatosi in ambasciata non sono andati a interrogarlo, se non nel 2016, ma poi le accuse sono state archiviate e in ogni caso lui avrebbe avuto interesse a chiarire la propria posizione. Il gruppo di lavoro ONU, dicevo, ha detto già nel 2015 all'Inghilterra, che era lo Stato che poteva intervenire, che la detenzione a cui Assange era sottoposto era arbitraria, che doveva essere liberato e anche compensato per tutti gli anni di vita persi. L'Inghilterra ha guardato con derisione a questa decisione ufficiale dell'ONU, quindi rendiamoci conto. Il percorso di Assange in ambasciata è proseguito e lui ha sempre detto: guardate che a un certo punto potrebbero cercare di rapirmi, potrebbero mandare una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti. Veniva anche deriso per questo, perché faceva parte della creazione dell'immagine di un mostro affinché noi non lo considerassimo più per il lavoro che aveva fatto. Certo. E poi nel 2019 arriviamo davvero all'arresto e quindi si materializza quello che lui aveva previsto, si materializza con 17 capi di imputazione per spionaggio e un capo di imputazione per intrusione informatica. Però io, se me lo consentono, certo. Simone e Gabriele, vorrei parlarvi anche del processo, perché quel processo... Sì. Scusate, io non me ne accorgo. Vai. Perché durante quel processo io e i miei colleghi ci siamo accorti che era chiara la presenza di una volontà politica che interferiva con i procedimenti giudiziari. Anzitutto l'accusa ha sempre cercato di negare che Assange fosse un giornalista. Ovviamente era pieno di testimoni pronti a rispondere, per esempio Trevor Timm della Fondazione statunitense per la libertà di stampa disse: no, non è il governo americano a decidere quando uno è un giornalista, in America c'è l'accesso libero a questa professione e essere giornalisti è un diritto di tutti, punto. Dopodiché hanno cercato di dimostrare che non siano accuse politiche quelle che gli vengono rivolte. Ma come possono essere accuse politiche se ci sono proprio dei testimoni che parlano chiaro? Le pubblicazioni nascono da una visione politica, da una speranza, come dicevo prima, di cambiare la politica guerrafondaia che in quel momento gli Stati Uniti avevano. E ci sono dei punti particolarmente non so neanche come definirli, però ci hanno fatto stare male. Ci sono anche dei comportamenti da parte dei giudici che non ci hanno convinto in nessun modo. Per esempio, Assange, come neanche il peggior terrorista che esista, era chiuso dentro una gabbia di vetro e non poteva comunicare con i suoi avvocati. Questo non è possibile che accada. L'Occidente.
non è possibile, i suoi avvocati, cioè chiunque di noi, se fosse davanti a un tribunale, avrebbe bisogno di comunicare con i propri avvocati, di sedersi vicino a loro. Quando alla giudice venne chiesto di permettere ad Assange, figura intellettuale, personalità dolce, non violenta, di sedersi accanto ai suoi avvocati, lei disse: no, perché ci vorrebbe una richiesta di libertà vigilata, ma come richiesta di temporaneo rilascio? Anche l'accusa a quel punto degli Stati Uniti, siccome la cosa stava diventando vergognosa, addirittura l'accusa si è alzata in piedi per dire no, ma noi non pensiamo che sarebbe che non pensiamo che sia necessaria una richiesta di libertà temporanea perché possa sedere con i suoi avvocati. Un'altra cosa no, assolutamente no. Anzi, quando ma a quel punto l'avvocato non sarebbe riuscito a sentire la giudice. Julian Assange fece pure una battuta in quel caso, disse sì, sono partecipe del procedimento giudiziario che mi riguarda quanto lo sarei se fossi a Wimbledon. Non so, con la sofferenza che era possibile leggergli in viso, è riuscito anche a fare questa battuta. Un altro episodio che vi voglio raccontare è quello... Ma cioè lui non sentiva lo svolgimento No. del processo? No, e non poteva comunicare facilmente con i propri avvocati. Ma una cosa di avere l'audio di neanche quello. Aveva difficoltà, la giudice ha detto lei non sente perché ci sono gli attivisti che gridano liberate Assange all'esterno, ma sì, si sentivano, ma non era, tutti noi eravamo in grado di sentire nella galleria destinata ai giornalisti e al pubblico. Lui passava dei foglietti sotto questo vetro ed era un'immagine penosa. Tra l'altro i suoi avvocati dovevano girarsi per vedere che lui aveva qualcosa da dire, quindi ascoltavano la giudice, si giravano, era una scena pietosa e tra l'altro molti commentatori hanno detto che non è pensabile rinchiudere una persona non violenta, che non ha precedenti di violenza, in una simile situazione, e addirittura che si sta perdendo questa pratica anche per chi è accusato di terrorismo. Il problema è proprio questo, che Assange fa più paura dei terroristi, probabilmente, scusate, ma... Hai ragione. No, prego, conclude l'intervento. Finisci tranquilla. Cosa... L'ho visto che si stava... No. no, perché, insomma, Assolutamente, nessun problema. abbiamo interrotto anche prima la tua... problema, stavamo parlando registrato. solo una cosa Prego. sul processo. In uno dei primi giorni del processo sull'estradizione, perché in Inghilterra si tiene il processo sull'estradizione per capire se quella richiesta di estradizione inviata da Trump e poi seguita anche da Biden potesse essere, se si potesse dare un assenso, se potesse essere accettata. Assange stava in un carcere adiacente al piccolo tribunale dove si svolgeva il processo, e piccolo nel vero senso della parola, che facevamo fila dalle 6 del mattino per entrare ed eravamo fortunati se riuscivamo ad assistere al processo, cosa gravissima. Assange, uno dei primi giorni, venne, mentre lo portavano, lo conducevano dal carcere al tribunale, venne spogliato e perquisito qualcosa come 5 volte, ammanettato, chiuso, spostato in diverse celle, e gli furono rubati anche i documenti con gli appunti che aveva preso, con gli appunti legati al suo caso. Documenti presi anche con grande difficoltà, perché non è che potesse avere durante la pandemia tutti questi contatti con i suoi avvocati, contatti che lui potesse considerare tranquilli, no? Cioè non spiati, non sorvegliati. E quindi immaginatevi lo stato d'animo di una persona che va a cercare di difendersi da una superpotenza che ha avuto 10 anni per organizzarsi e va lì, non può comunicare con i propri avvocati.
ha già una salute mentale compromessa per la paura che ha avuto negli anni di essere rapito, in più lo spogliano, lo perquisiscono, lo trasferiscono in una cella, lo ammanettano. Questi sono i valori occidentali che vogliamo esportare, che bello, cioè è veramente qualcosa di cui noi come società civile dobbiamo accorgerci e dobbiamo spingere perché i nostri governi occidentali si comportino, come dicevo prima, da alleati e lo dicano, che gli Stati Uniti, non importa che governo abbiano, devono archiviare quelle accuse. Dovuto, direi. Si può sintetizzare quello che hai detto con il semplice termine tortura. La tortura nei confronti di una persona che esprime liberamente il proprio pensiero e cerca di cambiare anche a livello globale, insomma a livello di informazione. Quello che vorrei approfondire col tuo contributo, oltre che il silenzio sul quale magari in questo caso, il silenzio con cui in questo caso è stato trattato, comunque anche la mistificazione, proprio volevo specificare, cercare di entrare nel focus del processo di mistificazione e anche di mostrarizzazione che è stato operato nei confronti della persona Assange, perché è un fenomeno, una malattia che sta verificando molto in questo periodo. Proprio tornare sul processo di diffamazione. Cambiare, come fare a cambiare la percezione di questa persona? Sì, è molto utilizzato, chiaramente le figure scomode subiscono delle campagne diffamatorie e lì sta a noi restare svegli. Io osservavo dall'Inghilterra quello che è accaduto in Italia durante la pandemia e soprattutto direi durante la questione del Super Green Pass, ed ero molto spaventata dalla demonizzazione che esisteva delle persone che sceglievano di non vaccinarsi. Allora, la salute, ognuno di noi prende le proprie decisioni, non voglio entrare nel merito, voglio solo dire che abbiamo bisogno del ventaglio più ampio possibile di opinioni, ne abbiamo bisogno con riferimento alle guerre, ne abbiamo bisogno con riferimento alle pandemie, ne abbiamo bisogno con riferimento a tutti i fatti che accadono. E se noi non abbiamo la possibilità io voglio dire che il progresso dell'umanità è sempre stato legato a un confronto tra idee, non importa se un'idea non ci piace, se vogliamo dimostrare che non è abbastanza vicina al vero, dobbiamo usare la dialettica, non dobbiamo zittirla. Quando cancelliamo qualcosa, altro che valori democratici, cioè molte volte non ci rendiamo conto. Quindi per agire, agire davanti alle campagne diffamatorie, ai tentativi di distorcere la realtà che purtroppo ad opera di interessi particolari si verificano sempre, noi dobbiamo sollevare il nostro livello di attenzione, questo è fondamentale. E non è vero che non abbiamo nessun potere, questa consapevolezza va ritrovata, è importantissimo. E poi c'è il fatto che siamo abituati a pensare che la società civile non abbia potere, no? Che non possiamo fare qualcosa, ma non è così, è solo una convinzione che in questi ultimi anni in particolare si è impadronita di noi. Ma io ho visto anche solo qui in Sardegna, io sono grata tantissimo perché oggi con Report Sardegna 24 e con Gabriele e con Simone e nelle altre mie presentazioni organizzate dal Coordinamento Intersezionale Sardegna, che Simone conosce, di cui io faccio parte, ho visto che c'è la sensibilità anzitutto da queste due realtà che hanno voluto proprio organizzare delle presentazioni, hanno capito che riflesso tremendo che avrebbe l'estradizione di Assange negli Stati Uniti sulla nostra libertà e sul nostro diritto alla conoscenza. Ma poi il pubblico che abbiamo trovato anche nelle presentazioni organizzate dal Coordinamento Intersezionale SI, qua a Monserrato, Nuoro, le persone fanno domande e vogliono capire se si possa fare qualcosa, e la mia risposta è sì, ed è sì perché ho visto le cose cambiare. Quando nel 2020, solo nel 2020, a un certo punto
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha detto che Assange doveva essere liberato, quindi si è in un certo senso unita al relatore ONU sulla tortura che aveva già chiesto la liberazione di Julian Assange. Era una cosa incredibile. Prima le istituzioni europee non dicevano una parola, e voglio ricordare che il Consiglio d'Europa non è un'istituzione dell'Unione Europea, è una realtà separata che si occupa di diritti umani, perché a volte facciamo confusione. Sì. Ma ci sono stati tanti piccoli progressi e li ho visti accadere, da un silenzio tombale. Alcune figure politiche si sono interessate, siamo andati in Consiglio d'Europa, ho visto proprio degli eventi organizzati dai parlamentari, non ci sembrava vero. Poi una votazione per la risoluzione che diceva che Assange doveva essere liberato, e voi mi direte ok, ma tanto non sono risoluzioni vincolanti, ma fa parte di sensibilità. Fa parte di un processo di risveglio. Certo. Quello stesso processo di risveglio dobbiamo cercare di conquistarlo davanti a quelle campagne diffamatorie di cui Gabriele parlava e dare per scontato che possano esistere sempre. E sta a noi stare svegli. E a proposito di stare svegli, bisogna anche raccontare quello che Assange ha documentato, perché poi ci sono degli aspetti che noi oggi, per noi forse oggi sono anche normali, ma quando succedevano li consideravamo delle cose. Vi ricordate Colin Powell con l'antrace in mano, la boccettina? Sì, assolutamente. Alle Nazioni Unite che diceva quelli hanno le armi di distruzione, Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa mai trovate, non c'erano, e abbiamo distrutto l'Iraq. Il crollo delle Torri Gemelle. Il crollo delle Torri Gemelle che hanno portato alla guerra in Afghanistan, anche lì non c'era un afgano tra quelli che hanno fatto quegli attentati, erano principalmente wahhabiti, quindi sauditi o qatarioti o comunque alleati dell'Occidente, perché questa è anche la storia da raccontare. E poi la famosa mail di Hillary Clinton, dove insieme a McCain trattavano con i terroristi wahhabiti in Siria per destabilizzare la Siria di Bashar al-Assad. Sì, sono tante delle cose che sono uscite e oggi noi le vediamo, perché poi la storia è quella, no? Adesso si sta tentando la stessa cosa, io ogni tanto lo tiro fuori la questione iraniana perché è purtroppo di attualità. La questione iraniana è il nuovo fronte che si aprirà a breve. Noi abbiamo, giusto ve lo dico perché è importante saperlo, in Italia una settimana fa 200 parlamentari hanno firmato un documento per chiedere il riconoscimento come movimento terrorista dei Guardiani del Popolo, il gruppo, i miliziani iraniani. Il tutto è voluto da questa signorotta che vive in Albania e che ha lì la sede del governo provvisorio iraniano, che sono il MEC, che sono i Mujahideen del popolo, che non sono altro che dei terroristi sanguinari, che di fatto noi stiamo appoggiando, sostenendo. Giulio Terzi di Sant'Agata, non più tardi di 2 mesi fa, insieme a un deputato di Fratelli d'Italia, erano in Albania a osannare questa gente qua. Se guardate le foto, su Report Sardegna 24 ho fatto 2 articoli proprio nei giorni scorsi. Le donne erano tutte col velo, tutte uguali, tutte vestite identiche. Scusate, ma l'opposizione in Iran non protesta contro le donne che non devono avere il velo? E sono quelli che hanno il velo. In Iran le dovete vedere, in Albania le dovete vedere come sono, tutte vestite uguali, col velo, perché i Mujahideen del popolo sono wahhabiti, amici dell'Arabia Saudita, cioè amici di Israele, e di conseguenza l'Iran va destabilizzato. La strategia è quella. Ieri mattina però, non l'ha detto nessuno in Italia, c'è stata una perquisizione da parte delle forze speciali albanesi, sono entrate in questo campo in Iran, hanno trovato tra le altre cose armi, e poi hanno trovato una cosa importante, hanno trovato tutti i computer con cui facevano attacchi hacker contro l'Iran, contro la Russia e contro la Siria, e ovviamente in Italia non se ne parla, l'informazione. Comunque, quindi questa è, io ti chiedo, quanto è importante, cioè Wikileaks è l'esempio più importante, ma quanto è importante raccontare controinformazione, soprattutto sulla politica internazionale? Vi faccio un altro esempio. Rai News l'altro ieri ha pubblicato la notizia che, sicuramente l'avete vista, Putin durante una cerimonia zittisce la manager di Gazprom. La notizia che è uscita su Rai News ha zittito la responsabile di Gazprom perché stava parlando con i giornalisti.
La notizia vera è che si sente l'inno nazionale, lei stava parlando a Putin ha detto c'è l'inno, stai zitta. Questa è la notizia, però è passata come se Putin dovesse tappare la bocca a questa. Questa è l'informazione in Italia. Scusa, ma la domanda è quanto è importante Wikileaks e i piccoli Wikileaks in giro per il mondo? Moltissimo se i principi del giornalismo vengono seguiti dalla verifica delle notizie, che è un aspetto fondamentale, ovviamente la protezione delle proprie fonti, e l'obiettivo nostro dovrebbe essere quello, come dicevo prima, di avere moltissime voci, il maggior numero possibile di voci, e stare attenti a tutte le prospettive che possono essere adottate nell'analizzare un fenomeno, perché è solo confrontandole che possiamo vedere la complessità dei fatti, secondo me. E credo personalmente, perché tu mi chiedi un'opinione personale, che il giornalismo dovrebbe onorare questa complessità. Quanto è importante Wikileaks lo abbiamo visto perché, come dicevo prima, se noi non siamo consapevoli di ciò che i nostri governi fanno, come facciamo a essere responsivi? Come facciamo a svolgere il nostro ruolo di cittadini all'interno del sistema democratico e permettere di aprire la strada a chi ha seguito l'interesse pubblico e sbarrarla a chi non lo ha fatto o chi ha fatto gli interessi di pochi piccoli gruppi? E il fatto è che è facile essere diffamati quando si sta lavorando per portare qualcosa che non si sposa bene con gli interessi dominanti del momento. Per fortuna, prima ho citato il processo in primo grado, no? Lì c'è stata un'opera di ricostruzione della verità sul lavoro di Wikileaks. Purtroppo molte realtà non possono avere lo stesso, però in quel caso è stato straordinario perché una delle accuse che venivano rivolte a Wikileaks era di non aver eliminato dai documenti pubblicati i nomi degli informatori degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq. E quindi per anni in tanti hanno pensato sostanzialmente che Wikileaks avesse le mani sporche di sangue, cioè che molte famiglie fossero state messe in pericolo da questo. In realtà, seguendo il processo in primo grado, io ho visto che l'accusa non è riuscita a portare un solo esempio. E poi, aggiungo la mia opinione, dovrebbero pensare ai morti civili che hanno creato con queste due invasioni. Oltre a questo, devo raccontarvi che uno dei media partner di Wikileaks, John Goetz, giornalista investigativo tedesco, ha spiegato molto bene che Assange quel lavoro di depurazione dei documenti dai nomi degli informatori lo fece. E si ricorda questo giornalista investigativo che siccome quel lavoro richiedeva tempo, i media partner di Wikileaks si sentivano frustrati, dicevano oh ma dai, ma quando finiamo? E invece fu importante utilizzare un software per eliminare tutte le parole non inglesi e questo permise di ottenere un certo livello di sicurezza sul fatto che non ci fossero nomi degli informatori. Poi ci fu anche una certa quota di documenti che Wikileaks decise di non pubblicare e che fu conservata sotto crittografia all'interno di server protetti perché Assange aveva l'ossessione proprio sulla sicurezza dei documenti, quindi molto ingiustamente, nonostante lui avesse speso risorse finanziarie e utilizzato moltissime risorse umane per controllare quei documenti e fatto aspettare i giornalisti del Guardian, accadde che per molti anni molti furono convinti davvero di questo ed è molto ingiusto. Questa e altre testimonianze ci hanno permesso di ricostruire la verità su Assange, per fortuna. Io mi auguro che le realtà che come Wikileaks, basandosi sui fatti, cercano di servire fino in fondo il diritto alla conoscenza di noi tutti, possano
proteggersi da queste campagne diffamatorie, ma come possono proteggersi? In realtà siamo noi, abbiamo una responsabilità anche noi, dobbiamo, come dicevo prima, ascoltare una pluralità, secondo me, di fonti di informazione e poi fare le nostre valutazioni e non demandarle neanche a un leader d'opinione, perché qui non ci sono salvatori e messia. A me sembra che solamente quando utilizziamo le nostre capacità di ragionamento e confrontiamo diverse fonti stiamo onorando quel senso di ricerca della verità che è nel profondo di ogni essere umano, solo quando facciamo così. Io direi siccome andiamo verso la chiusura, di aprire il dibattito e vorrei staccare il microfono. Allora, facciamo 4 o 5 domande, una alla volta. Chi vuole intervenire si può avvicinare e facciamo il microfono. Quello che voglio. Sì. Vi chiedo solo una cosa, solo domande, non riflessioni, poi siamo un po' più veloci. No, assolutamente. Grazie, abbiamo tutto da imparare. Grazie veramente dell'impegno. No, io vorrei chiederle riguardo invece i quotidiani e le riviste che hanno ottenuto le informazioni che sono state pubblicate in tutto il mondo, che sono stati coinvolti grossi giornali negli Stati Uniti, Spagna, Germania, Italia, Francia, anche con le Francia, Le Monde, insomma. Ecco, allora, chiaramente vorrei chiederle, credo che a loro primario interesse, così dovrebbe essere almeno, che proprio perché il giornalismo investigativo, perché loro hanno delle tradizioni straordinarie, specialmente Washington Post, sappiamo, New York Times, che il giornalismo investigativo possa continuare a esistere. E qual è, anche in Inghilterra, non so, qual è il clima tra questi giornalisti? Esiste un certo tipo di attivismo, diciamo, più o meno evidente, non sotto traccia? Grazie. Tengo io. Allora, il panorama è cambiato, nel senso che c'è stata una lettera anche di recente qualche mese fa, da parte delle pubblicazioni che avevano collaborato con Wikileaks e che hanno chiesto che le accuse contro Assange venissero archiviate. E anche in Inghilterra, dove io vivo, ho visto un cambiamento, nel senso che in quel famoso 2019, durante il periodo dell'arresto, l'azione degli attivisti, come vi ho detto, che io ho descritto nel libro perché mi ha veramente affascinato la concretezza delle azioni che portavano avanti, si concentrava molto sul far presente alle testate quando si pronunciavano in maniera imprecisa sul caso Assange, cosa che possiamo fare sempre con qualunque argomento, su qualunque tema, lo voglio ribadire. Una cosa che a proposito degli altri media voglio sottolineare è che sì, c'è un'azione, un cambiamento, cioè sono tornati dalla parte di Assange. Io l'ho visto per esempio alla fine del 2020 quando il Sunday Times Magazine ha pubblicato una foto di Assange e sua moglie Stella in copertina. Il Guardian ha iniziato a pronunciarsi contro l'estradizione e diverse realtà hanno iniziato a muoversi nel panorama inglese in questo senso. Quindi sostanzialmente la stampa inglese è contraria alla estradizione di Assange e anche coloro che non hanno particolarmente in simpatia il personaggio si rendono conto che non è una questione di antipatia, cioè se viene estradato, simpatico o antipatico che ti stia, poi le conseguenze le paghiamo tutti. Quindi il cambiamento c'è stato ed è importante, sapete perché? Perché quella campagna che hanno fatto diffamatoria era rivolta in primo luogo ai media, cioè volevano che i giornalisti non percepissero più Julian Assange come uno di loro. E anche sempre durante il processo ci fu un episodio da far accapponare la pelle in cui l'accusa
Esordì dicendo: ah, non crediate che noi ce l'abbiamo con voi, pubblicazioni che avete condiviso le stesse informazioni, no? E noi ce l'abbiamo con Assange perché non ha eliminato i nomi degli informatori, perché ha messo a rischio delle persone, perché ha cospirato con Chelsea Manning. Tra l'altro il processo durante il processo a Chelsea Manning, la Corte marziale appurò che Chelsea Manning non aveva alcun bisogno che Assange l'aiutasse perché aveva già accesso ai documenti. Assange l'aiutò in un'altra cosa molto più leggera, che era permettere ai soldati di avere dei videogiochi nei loro computer. Quindi siamo proprio al governo degli Stati Uniti che fa finta di non riconoscere i fatti che prima aveva riconosciuto durante il processo alla Corte marziale. Quindi, tornando all'accusa a quel giorno, prima disse agli altri giornalisti, agli altri media: state tranquilli, noi vogliamo solo perquisire il comportamento irresponsabile di Assange, che, come vi ho detto, irresponsabile non era stato. Poi la giudice disse: ma noi abbiamo l'Official Secret Act, che dice che in realtà chiunque possegga dei documenti e li condivida può essere incriminato. E lì, dopo un po' di esitazione, l'accusa disse: sì, è vero, c'è l'Official Secret Act, questa legge che effettivamente porterebbe all'incriminazione anche di altri. Ma quando lo disse l'accusa? Lo disse dopo una pausa. Cioè, quando è che la giudice ha fatto la domanda? L'ha fatta dopo una pausa. Durante quella pausa la maggior parte dei reporter aveva già preso nota del punto di vista dell'accusa. L'accusa aveva addirittura distribuito dei foglietti, dei comunicati ufficiali sulla loro posizione, che molti reporter avevano preso e riportato pedissequamente. E vedete, quando parliamo di spirito critico, ma caspita, c'è veramente bisogno di essere attenti, perché quei reporter non si resero conto, ma riportarono una visione dell'accusa che poi l'accusa stessa negò lì davanti all'affermazione della giudice, e fu una cosa tremenda, perché se ti accorgevi di quello che stava succedendo ti sentivi male veramente. Quindi quei media, è una fortuna che siano tornati dalla parte di Assange, perché con questa pressione, perché lo considerasse un nemico. Scusa, in quel momento non sono intervenuti gli attivisti per contestare il fatto che il giorno dopo gli attivisti facevano quell'azione di controllo di ciò che i giornalisti scrivevano. Quindi se quel giorno loro avevano ricevuto il pizzino, quindi sono andati a scrivere delle cose non corrette, gli attivisti sarebbero dovuti intervenire, come hanno fatto sempre, per chiedere la rettifica. Perché non è stata chiesta la rettifica? Allora, ovviamente ovviamente la rettifica la chiedi, ma ci vuole un certo tempo perché venga letta e ci vuole un certo tempo perché ti ascoltino, e poi lì... Come? È uscita la rettifica o no? No, ci sono alcuni pensatori critici che hanno parlato della cosa, per esempio Craig Murray, ex ambasciatore, che fa dei report meravigliosi dal processo sull'estradizione di Julian Assange, ne parlò. E altri no, in quel caso io non ho visto rettifiche, può anche darsi che qualcuna ci sia stata, ma il punto è che non si accorsero molti giornalisti di quello che stava accadendo lì, cioè non si accorsero del cambiamento di posizione dell'accusa, e questo fu gravissimo. Qualcun altro vuole fare una domanda? Soltanto questa giudice esemplare come è capitata lì? Al giudice come è capitata lì? La giudice che si comportò così fu una grande conquista in realtà. Scusate, sono ironica perché prima di lei avevamo la moglie come giudice capo, avevamo la moglie di un personaggio politico inglese della Camera dei Lord che faceva affari con l'industria della sicurezza, del complesso militare, insomma. Quindi c'era una commistione di interessi, cioè c'era un conflitto di interessi palese. Per un certo tempo abbiamo avuto appunto Lady Arbuthnot,
la giudice precedente, poi era talmente palese e scandalosa che hanno pensato di sostituirla con una sua sottoposta, la giudice Vanessa Baraitser. E guardate, la giudice Baraitser in primo grado negò l'estradizione, almeno fece questo, la negò solo sulla base di motivi di salute, cioè legati alla salute mentale di Assange. Non va bene comunque, certo. Non va bene comunque. In secondo grado poi il suo verdetto venne capovolto e ci fu il famoso sì all'estradizione, da cui Assange a livello nazionale in sostanza non ha più potuto difendersi. Ora dovrà andare alla Corte Europea dei Diritti Umani per tentare di fermare questa estradizione. Beh, l'ha detto la moglie, l'ha detto l'altro giorno, che infatti sì, in realtà il ricorso è già pronto, sì, perché immaginavano che ci potesse essere l'urgenza di presentarlo. Su quella giudice posso dire, la storia l'avete capita, come è arrivata lì. Hanno voluto eliminare un'altra giudice ancora, la cui presenza era ancora più scandalosa. Il fatto è che la giudice Baraitser avrebbe dovuto negare l'estradizione perché questa è legata alla libertà di stampa, è legata alla libertà di pensiero, è legata a un processo iniquo. Il processo ad Assange, qualunque giudice di buon senso non lo avrebbe neanche fatto cominciare, quello sull'estradizione. Perché? Facile, perché l'Ecuador ha permesso all'intelligence americana, dopo che Assange è stato arrestato, di entrare in possesso dei suoi documenti legali. Che cosa vuol dire? Che la controparte può sapere tutto sulla strategia legale, quindi quando gli Stati Uniti hanno fatto richiesta di estradizione, l'Ecuador, che nel frattempo appunto aveva avuto un cambio di presidente, come spiegava Simone si trattava di un presidente favorevole, cioè amico del governo americano di quel periodo, ha ceduto i documenti alla CIA. Qualunque processo non è più equo dopo che la controparte ha tutto, quindi ci sarebbe molto da dire. Come dire, è emerso, l'Inghilterra naturalmente lasciamo perdere, è emersa almeno un dubbio, un'ipotesi da qualche parte del coinvolgimento dell'azione dei servizi segreti britannici, che sono sempre la longa mano della CIA. Allora, dei servizi britannici, diciamo, in collegamento con quelli americani, sì, qualcosa è emerso. Riguardo a quelli americani sono emerse tante informazioni e ancora prima che diventassero pubbliche ho vissuto l'angoscia di leggere direttamente dei documenti, come racconto anche nel libro, dei documenti provenienti dal processo spagnolo. Ancora non si sapeva tutto quello che la CIA aveva cercato di architettare per eliminare la figura di Assange. L'abbiamo scoperto attraverso quei documenti processuali spagnoli, perché un giudice in Spagna ha deciso di incriminare la società di sorveglianza che si occupava di garantire la sicurezza dell'Ecuador e dell'ambasciata dell'Ecuador. Però poi questa azienda si è venduta alla CIA, risulta dal processo in corso in Spagna, cioè è stata contattata durante una fiera a Las Vegas. Lei, questa entità, questa azienda si è rappresentata come la famosissima agenzia di sorveglianza che si occupa dell'ambasciata ecuadoriana dove è prigioniero Assange. E cosa è successo? Che è stata avvicinata da un uomo legato sia all'amministrazione Trump sia ai servizi segreti, che ha proposto loro di passare, come diceva lo stesso presidente di questa agenzia, di passare in prima divisione, cioè di trasferire le informazioni che avevano su Assange agli Stati Uniti e non solo all'Ecuador. La CIA è riuscita a ottenere che questa agenzia di sorveglianza cambiasse addirittura le telecamere, sostituendole con altre che registravano anche il suono e non solo le immagini. Quindi a maggior ragione il processo non è equo, perché le conversazioni con gli avvocati furono spiate. Insomma, abbiamo assistito a un continuo calpestare diritti fondamentali
riconosciuti dal sistema dei diritti umani che, come dicevo prima, faticosamente siamo riusciti nella nostra lunga storia di esseri umani a mettere in piedi. Ed è per questo che io lancio sempre un appello in questa, come nelle presentazioni che ho fatto col coordinamento, cioè siamo noi che possiamo agire, siamo noi che possiamo spingere i governi a fare ciò che devono fare, a svolgere un ruolo che sarà storico, perché si tratterà di essere veramente fedeli ai valori che abbiamo posto a fondamento delle nostre democrazie. Ma in questo momento essere fedeli a quei valori significa parlare apertamente con l'amministrazione Biden o con qualunque altra amministrazione e chiedere di archiviare le accuse. Grazie. Dunque, io sto seguendo questa vicenda, ho cominciato a seguire in maniera approfondita proprio la volta che ci siamo incontrati al Senato con Gianni Mattigotti e con il padre di Assange, e mi pare che allora era ancora, non mi ricordo se era ancora in ambasciata, forse. No, era già stato arrestato, era novembre 2019, sì. Sì. No, ecco, una cosa che mi chiedevo, è una domanda un po' difficile, non so se ne hai parlato nel libro o se sai qualcosa. L'Ecuador, allora noi sappiamo che come è cambiato il premier dell'Ecuador, il nuovo premier sembrava inizialmente che volesse continuare a difendere Assange, invece poi improvvisamente ha cambiato, ha permesso l'arresto. Sì. Si sa qualche cosa di cosa può essere successo tra il governo ecuadoriano e il governo degli Stati Uniti su questo cambiamento improvviso di linea? Allora, non ho approfondito tantissimo, però ci sono delle voci autorevoli che parlano di una concessione in ambito finanziario all'Ecuador, e qui rimando... Cose strane, non le fanno mai queste cose. Allora invito ognuno di voi a verificare, però il punto è che alcune voci autorevoli che io conosco hanno parlato di questo. Possiamo andare a vedere, andrò io, scusatemi, io mi sono occupata tantissimo di questo caso e so che c'è stato un flusso di fondi dagli Stati Uniti all'Ecuador, però non mi sento ora di dimostrare che sia legato alla vicenda, capite il discorso? Ma ognuno di noi può verificare e anche io andrò a rivedermi alcune cose su questo punto. Scusa, io volevo chiedere, Sì. forse l'hai detto o mi è sfuggito. Perché la scelta dell'Ecuador e non ad esempio di un'ambasciata russa che è la nemica numero uno o di un'ambasciata cinese? Perché l'Ecuador? È un paese tutto sommato piccolino. Wikileaks ha rivelato anche tanti documenti che infastidiscono Russia e Cina. Non è una realtà che si è diretta contro solo una delle grandi potenze. Ma il fatto è che la Russia probabilmente non avrebbe cambiato idea sul suo stato di rifugiato, come non ha fatto poi Snowden. Allora, se lui si è rivolto, per quello che io so, la Russia non diede risposta alla possibile richiesta, per quello che io so. E lui, la Russia ha ospitato Snowden, che ha fatto una azione sì, però le violenze, appunto, le legalità statunitensi. Però in questo caso Assange trovò come opportunità disponibile in quel momento l'ambasciata ecuadoriana. Del perché altri non si siano detti disponibili non so dire con esattezza. Sappiamo che lui aveva fatto richiesta a diversi stati. Sì, aveva fatto richiesta a diversi stati. Sì, però l'Ecuador da subito ha visto la connessione tra giornalismo libero e persecuzione di Assange, quindi accettarono. E non ti so dire perché altri abbiano detto di no, però che lui avesse avanzato diverse richieste, questo me lo ricordo. Male, ma c'era stato un tentativo anche da parte nostra, da parte italiana, di proporre
No, non mi risulta. Purtroppo no. Allora, più tardi l'onorevole Pino Cabras portò, cioè, ma di recente, capisci? Di recente cercò con una mozione di far sì che l'Italia si muovesse in direzione per esempio dell'attribuzione dello status di rifugiato, eccetera, però è accade in tempi molto recenti, non nel 2012. Vabbè, poi l'Italia è serva, non è evidente. E se ci sono altre domande? A me ogni tanto mi esce queste cose. Io vorrei sapere solo, sembra che adesso siamo un po' in stand-by, no? Cioè, come mai, visto che c'è questo permesso, non lo estradano immediatamente? Cioè, come mai? Finale giudiziaria, sì. Allora, sì. In realtà il processo sull'estradizione per quanto riguarda i gradi di giudizio interni si è appena concluso, nel senso che l'anno scorso in questo periodo gli avvocati di Assange hanno presentato domanda per poter fare il ricorso contro la sentenza in primo grado, che vi ricordate è quella che negava l'estradizione solo sulla base dei motivi di salute. E il loro ricorso era basato proprio su questo, cioè dicevano no, questa estradizione va negata anche per gli altri motivi strettamente legati ai diritti di tutti. E sono stati elencati questi motivi che, come dicevamo, riguardano la libertà di stampa, la libertà di pensiero, il diritto a un processo equo, il diritto a non ricevere trattamenti inumani e anche il fatto che ci sia un testimone dell'accusa statunitense che si è inventato tutto e poi l'ha dichiarato pure a una rivista islandese, è andata e ha detto ma io in realtà mi sono seduto a tavolino con l'FBI e ho inventato le accuse che stanno alla base dell'atto di incriminazione americano. Come? È vivo, si creerebbe troppo rumore, non credo che sia in pericolo, non lui. Per dirvi, è stata fatta questa richiesta di fare appello, ma questa richiesta di appello l'Alta Corte l'ha negata, ha impiegato 10 mesi per negarla, l'ha negata 10 giorni fa, qualcosa del genere. Dopodiché c'è stato un ultimissimo passaggio, che è veramente l'ultimo che Assange possa fare a livello di diritto interno, e che è far esaminare la questione da altri 2 giudici. Ma anche questi ulteriori giudici hanno detto che la possibilità di fare appello non è concessa, quindi lo stand-by in realtà non è tanto. Non c'è, una roba di... non c'è. Chris Hayes, che è un grande commentatore, dice che a questo punto potremmo vederlo su un aereo veramente molto presto. C'è una speranza. La Corte Europea dei Diritti Umani può emettere un'ingiunzione che può fermare l'estradizione, nel senso può dire no, finché io non ho deciso Assange deve rimanere qui in Europa. Questo può succedere, ma non sappiamo al momento, stiamo osservando e in realtà quello che ci tengo a dire è che questa è solo la battaglia legale, ma io e altri che abbiamo seguito il processo siamo convinti che la vera battaglia sia quella diplomatica e di conseguenza che sia la società civile a avere un ruolo importante, perché possiamo chiedere ai nostri rappresentanti, scrivere, pretendere che agiscano, e noi lo possiamo fare. Cioè quest'uomo è stato diffamato in ogni modo, schiacciato nei suoi diritti, nella sua salute in ogni modo, però tra 50 anni gli storici lo vedranno come un faro, come una stella. Però attenzione, perché noi possiamo anche prendere un po' di esempio, io, voi, tutti quanti, cioè chi verrà dopo di noi, no? Possiamo o considerarli degli estranei di cui non ce ne frega niente, oppure considerarli degli esseri umani come noi, a cui cosa lasciamo? Un sistema, un mondo in cui abbiamo permesso che venisse compromesso il sistema dei diritti umani in tutti i modi. Io dico questo non per dire che non stiamo facendo niente, ma per dire che possiamo farlo. Quell'integrità che ha espresso Assange,
Cioè noi dobbiamo guardarla e capire che possiamo esprimerla anche noi. Però adesso penso a due figuri, penso a Giorgia Meloni e penso a Guido Crosetto, che vanno a dire agli Stati Uniti d'America no, deve rimanere in Europa. Cioè la vedo, sinceramente la vedo così, esteticamente molto impossibile. Per esempio, le nostre No, ma è stato fatto. dimostranze. A noi come cittadini. No, lo stanno facendo loro perché sono gli unici che lo possono fare. Non c'è possibilità, dobbiamo spingere sulle figure politiche. La Corte europea ha i suoi tempi che sono stabiliti dalla legge e quelli deve adottare, cioè sono stabiliti dalle norme che il Consiglio d'Europa si è dato, e per fortuna che quella Corte esiste, perché esauriti i gradi di giudizio a livello nazionale, se abbiamo subito una grave violazione dei nostri diritti possiamo andare lì. E capisco l'osservazione anche di Simone che dice una Giorgia Meloni, un Crosetto che si impegnano su questo sono difficili da immaginare, però tante cose erano difficili da immaginare in questo caso, anche che il primo ministro australiano fosse così chiaro, e se l'ha fatto è perché non ha potuto fare a meno. L'80% degli australiani che vuole che Assange torni in Australia e sia liberato è una cosa troppo grande. Cominciamo ad aumentarla questa percentuale qui, veramente il mio è un appello, dobbiamo protestare pacificamente, dobbiamo farlo in milioni. Nel libro io ho descritto la fantasia degli attivisti nell'escogitare modi per protestare, ma tanti altri ce ne possono essere creati da noi. E ci sarà una giornata di protesta adesso a Londra il 24 giugno alle 13 davanti al Parlamento. Io lo so che è difficile per tutti noi spostarci facilmente, chi può vada, c'è in sala qualcuno che è venuto a Londra a protestare di recente. Voi pensate che non serva, non è così, è un percorso lungo, noi pensiamo di vedere il cambiamento stasera, non lo vedremo stasera, lo vedremo tra un certo tempo. Ma dipende da noi. Se noi riusciamo a fare come gli australiani hanno fatto con il loro primo ministro, quella Giorgia Meloni la vedrai, o chiunque sia, la vedrai pronunciarsi. Dobbiamo farlo, no? È un momento storico questo, dobbiamo rendercene conto. Come Assange potrà essere una luce per gli storici, anche noi abbiamo un po' di responsabilità di fare luce per quelli che verranno dopo. E dobbiamo seriamente capire che questa protesta o la facciamo noi o non la fa nessuno, o la facciamo noi o il sistema dei diritti umani nostri, di tutti, cioè va a farsi benedire, va a farsi benedire veramente. Bene, Marzia, prego, avvicinati. Mi sentite tanto, grazie a tutti e tutti di esserci. Hai notizie, sai qualcosa su come sta lui, come sta la compagna, come stanno i figli, le figlie, non so bene. Come sta? È sempre una domanda un po' difficile perché sai, per rispetto abbiamo deciso con i miei colleghi di non entrare nei dettagli di quello che abbiamo sentito in corte, però che la salute mentale di Assange sia seriamente compromessa e che lui viva dei momenti di angoscia profonda all'interno del carcere, questo è risaputo. Un'angoscia e una paura costante che vivrebbe ognuno di noi se sapessimo che possiamo essere portati dove i nostri diritti possono essere violati. E lui ha avuto un infarto a ottobre del 2021 e chi ha avuto un infarto è a rischio di ulteriori infarti, è noto. E per quanto riguarda la sua famiglia, ovviamente vivono una sofferenza che può essere compresa solo se immaginiamo qualcuno che amiamo nelle mani di una potenza così grande, che una specie di gigante Golia, e noi piccoli David lì a cercare di fare qualcosa, però dimostrano una forza incredibile. Stella Assange, John Shipton che è suo padre, e Gabriel Shipton che è suo fratello, veramente hanno una forza straordinaria da cui si può e si deve prendere esempio. E anche pensando alle condizioni di salute di Assange dovremmo decidere di creare qualcosa per protestare pacificamente. Bene. Amnesty International sta facendo qualcosa? Sì.
Sì, Amnesty ha una campagna attiva sul caso Assange, anzi la sua segretaria generale Agnes Kalamar nel Regno Unito ha detto apertamente, ha parlato tante volte di questo caso, si è pronunciata apertamente contro l'estradizione e ha anche detto che le rassicurazioni diplomatiche che sono state fornite dagli Stati Uniti, no? Perché a un certo punto l'amministrazione Biden tra un grado di processo e l'altro ha fatto questa mossa furba, no? Ha presentato delle promesse diplomatiche in base alle quali si dice che Assange verrà trattato bene, ma presentare delle promesse fuori dal processo vuol dire che non hanno permesso alla difesa di Assange di contestarne la validità. E comunque anche al di là di questo Amnesty International dice: guardate che quelle accuse quelle promesse, quelle rassicurazioni sono scritte in modo tale che gli Stati Uniti possono ritornare indietro in qualunque momento. Comunque lo dicono, ma come non hanno mantenuto la promessa altre volte, è veramente alto il rischio che non la mantengano neppure questa volta. Quindi... Bene, allora io direi di chiudere qua, ringraziarvi per la presenza, darvi due appuntamenti importanti. Il primo è mercoledì prossimo 28 giugno con una nuova serata di aperifirme contro la guerra. Stiamo chiudendo 2 o 3 cosettine, ancora non vi possiamo annunciare niente, però sarà comunque un mercoledì interessante. E poi chiudiamo invece in bellezza, e non più un mercoledì ma sabato 8 luglio, con la presenza a Cagliari di Fulvio Grimaldi, che presenterà il documentario L'Italia ai tempi della peste. Saremo qui e sarà un'occasione per parlare nuovamente di Covid, visto che è un tema purtroppo di costante e continua attualità. Grazie Sara Chessa, veramente grazie. Grazie a tutti voi.